Crotone-Novara 2-1 disputato ieri, poi Ascoli-Juve Stabia 2-4, Cesena-Regina 1-1, Cittadella-Sassuolo 1-0, Lanciano-Empoli 0-3, Livorno-Verona 0-2, Modena-Grosseto 0-0, Provercelli-Padova 1-2, Ternana-Vicenza 0-0, Varese-Spezia 0-0, Bari-Brescia, il posticipo in programma lunedì alle 20:45. La classifica in testa c'è sempre il Sassuolo con 25 punti, a 21 il Verona, 19 il Livorno, 16 punti per il Padova, 15 Spezia, Ternana e Juve Stabia, 14 Modena e Varese, 13 punti per il Cittadella, 12 punti per Brescia e Ascoli, 10 Bari, Novara e Vicenza, 9 punti per Crotone e Cesena, a quota 8 il Lanciano, a 7 la Provercelli, 6 punti per Regina ed Empoli, chiude a quota 2 il Grosseto. In serie positiva da 6 turni la matricola terribile ternana ha l'occasione di allungare la serie tra le mura di casa e consolidare la posizione in zona playoff contro un Vicenza in difficoltà, reduce da 2 sconfitte consecutive. Sulla panchina della Ternana non c'è Toscano squalificato, al suo posto il vice Michele Napoli. Gli umbri con il modulo 3-4-3 recuperano in extremis Vitale a centrocampo, dove c'è la conferma della coppia Dideo-Miglietta, in attacco con Nolè e Litteri. C'è Sinigaglia, i veneti che devono far fronte a numerose defezioni rispondono con un 4-3-3, Breda prova Di Matteo esterno sinistro difensivo, in attacco Malonga punta centrale affiancato da Semioli e Giacomelli. Arbitra Massimiliano Velotto di Grosseto. In avvio di gara i tifosi di casa hanno osservato 10 minuti di silenzio per sostenere la lotta dei lavoratori della CAI Speciali Terni mobilitati da giorni per difendere il sito siderurgico ternano. La prima occasione è degli ospiti al terzo minuto, il Vicenza guadagna un calcio di punizione dal limite, va al tiro Giacomelli ed Ambrosi compie un mezzo miracolo. Rivediamo. Risponde la formazione di casa, settimo, profonda verticalizzazione in area avversaria, Litteri aggancia e calcia a rete sul primo palo, Pinsoglio respinge con i piedi. Il Vicenza gioca meglio ma lascia spazio alle ripartenze dei rossoverdi e dal 13° un'altra verticalizzazione di Vitale, pesca in area Nolè che con un esterno destro al volo fallisce di poco il bersaglio. Al Vicenza il 23° il Vicenza è costretto a sostituire Pinardi infortunato, al suo posto Breda inserisce Misuraca. Al 35° la Ternana tenta ancora la via della rete, Nolè aggancia abilmente un pallone che transita dalle sue parti e va alla conclusione da 20 metri, tiro debole, parata a terra da Pinsoglio. Replica al 38° la formazione veneta con Misuraca che di testa piazza il pallone sul secondo palo, Ambrosi intercetta in 2 tempi. Al 39° arriva anche la prima sostituzione nella Ternana, si fa male anche Litteri che lascia il campo al romeno Dumitru. Nel primo tempo non capita altro e si va al riposo sullo 0-0. Con il montaggio di Alessandra Prea passiamo al secondo tempo nel quale la Ternana si ripresenta con un piglio diverso, mettendo subito alle corde il Vicenza con un pressing insistente. Al 51° su cross di Sinigaglia la difesa ospite va in affanno e Martinelli si rifugia in angolo. Al 56° doppia occasione per i neroverdi, su cross di Vitale, prima Meccariello e poi Nolè impegnano severamente Pinsoglio e Camisa a liberare l'area di rigore. Al 57° il Vicenza sostituisce Malonga con Mustacchio e al 63° c'è un avvicendamento anche nella formazione di casa dentro Ragusa per Sinigaglia. Al 65° la Ternana protesta per un doppio fallo da rigore commesso su Ragusa da Mustacchio in prima battuta e poi da Brighenti. Per l'arbitro non ci sono gli estremi, dal replay si nota chiaramente la trattenuta e l'intervento del difensore biancorosso che si disinteressa del pallone andando dritto sull'attaccante rossoverde. Al 69° arriva l'ultimo cambio tra i veneti, Giacomelli lascia il campo a Plasmati. Breda punta sulla fisicità dell'attaccante veneto per cercare di tenere alta la squadra. Al 70° anche la Ternana gioca l'ultima carta, fuori Lauro già ammonito, dentro Fazio. Al 77° i padroni di casa si rifanno sotto, deviazione al volo di Dumitru sul lancio di Diandà e risposta di Pinsoglio senza problemi. Il Vicenza si rivede all'85°, Mustacchio mette il pallone in area nella speranza di trovare qualche compagno, Ambrosi non ha problemi a fare suo il pallone, le squadre sono stanche, mancano le idee, la gara si trascina fino al 90° senza far registrare altre occasioni. La Ternana dunque fallisce l'occasione per guadagnare punti e classifica, salire molto in alto in classifica. Lo 0-0 finale sarebbe il risultato giusto se non fosse per quel calcio di rigore negato dall'arbitro ai padroni di casa che tiene in sospeso il giudizio. Migliore in campo
vitale della Ternana, uomo ovunque e sempre determinante nelle ripartenze dei padroni di casa. Ribadiamo il punteggio alliberati: Ternana Vicenza 0-0, a te Rimedio. Prosegue a gonfie vele il magic moment della Ternana, che non conosce sconfitta ormai da 7 turni consecutivi, ma deve rinunciare ai 3 punti contro un Vicenza ben messo in campo da Breda, con il tridente composto da Simioli, Malongà e Giacomelli, che pareggia quello degli Umbri con Litteri, Sinigaglia e Nolè. Squalificato mister Toscano, va in panchina il secondo Michele Napoli. Pronti via, il Vicenza scalda subito i guantoni di Ambrosi con una punizione a giro del numero 10 Giacomelli, che mira all'incrocio ma trova già il primo ostacolo. Passano 5 minuti e la Ternana si rende pericolosa con Litteri, brava a trovare la fuga su cross di Neccariello, ma poco preciso quando prova a battere di potenza Pinzoglio sul palo di competenza. La Ternana trova il giusto assetto e spaventa il Vicenza con una girata velleitaria di Nolè in piena area di rigore su suggerimento di Vitale. Nel finale di primo tempo gli ospiti tornano in modo deciso dalle parti di Ambrosi, che blocca in 2 tempi il colpo di testa di Misuraca. La ripresa si apre con gli attacchi corali della Ternana. Sulla palla di Vitale si avventa prima Meccariello e poi Nolè, ma in entrambi i casi Pinzoglio tiene il risultato inchiodato sullo 0-0. La partita poi si incanala su binari morti, perché sia la Ternana che il Vicenza provano conclusioni dalla distanza poco lucide o provano a sfruttare palle sporche in mischioni furibondi. Termina in parità con il Vicenza, che porta a casa un punto delicato, e la Ternana che prosegue nel momento positivo, restando in alto in classifica.